Sarà un risultato storico, premio al buon governo della Lega, di Zaia, una forte richiesta di autonomia. La prende così Matteo Salvini, la prende bene. Se i bookmakers della politica dicono che il 20 settembre in Veneto la lista Zaia raccoglierà 3 volte i voti della Lega, il segretario federale tira le somme senza fare troppe distinzioni e aspetta di vedere per credere. A me i sondaggi interessano poco, voglio vedere il voto dei veneti. Comunque tutti sanno che fra Lega e lista Zaia si arriva al 60%. E ci sono militanti della Lega candidati sia in Lega che in lista Zaia. Detto ciò, in questa giornata vicentina Matteo Salvini vira su altri temi, ma noi di Rete Veneta torniamo sull'autonomia, visto che stiamo tenendo il conto dei giorni in attesa del governo e la riforma più amata dai veneti sembra finita nel dimenticatoio. Così la domanda sorge spontanea. Al suo fianco c'è Erika Stefani. Ecco, l'autonomia, ma che fine ha fatto? Perché non se n'è più parlato, eh? Bella domanda, noi stiamo pressando, abbiamo fatto in un anno non so quanti tavoli di lavoro con ministri, sottoministri, viceministri, ma è chiaro ed evidente che i 5 Stelle l'autonomia non la volevano, il PD l'ha seppellita, nel senso che non c'è più traccia del discorso sull'autonomia, e per evitare questi problemi col prossimo governo noi abbiamo chiesto agli alleati del centrodestra la firma per iscritto a livello nazionale l'impegno sull'autonomia, tanto Conte, Di Maio, Renzi potranno stare attaccati alla poltrona ancora un po', ma non potranno scappare all'infinito, quindi prima o poi la Lega al governo ci torna, più prima che poi spero, e l'autonomia sarà nero su bianco la priorità del prossimo governo.